07 67 1294. Intestato a RPL, via Bellerio 41, 20161 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Va ora in onda Lingue e Dialetti. Ascoltate Giovanni Polli, era sua. Per sempre. E sono le 19.33 per chi ci ascolta in diretta in questo venerdì 15 ottobre 2021. Ho dato proprio tutti i riferimenti spazio-temporali, questa è Radio RPL. Giovanni Polli, Juan Polli, qui con voi per una nuova puntata di Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento e della glottofobia. Allora, tra l'altro sto anche guardandomi queste riprese, a volte vengo ripreso di profilo, eccomi qua, per chi vede la diretta, fantastico, qui si cresce sempre anche sul fattore televisivo e io che non ho mai amato la televisione mi ritrovo così a fare questa sorta di ibrido, come oggi si usa, com'è che si chiama? La radiovisione, no? Ecco, non so se sia un marchio registrato di una grande emittente nazionale italiana, però è la radiovisione, cioè siamo qui che facciamo radio, ma chi ci vuole vedere, vuole guardare in faccia quello che le nostre espressioni di quando parliamo, insomma, lo può fare, può partecipare partecipare proprio attivamente a questa trasmissione. Partecipare attivamente nel caso di Lingue e Dialetti è un qualche cosa che è connaturato con la trasmissione da sempre. Questa trasmissione vive e a volte sonnecchia un po', devo dire, grazie alle vostre telefonate. Quando le vostre telefonate latitano, appunto si sonnecchia leggermente, ma gli argomenti non mancano, per cui non rimango senza parole e senza argomenti e senza notizie, su questo non ci sono dubbi. Però devo ricordare che la volta precedente, quindi una settimana fa, sono rimasto piacevolmente sorpreso da tutte quelle voci che o non chiamavano da tempo o non avevano mai chiamato e invece si sono fatte vive a questo numero che voi lo sapete, lo 02 66 20 35 29, e io invito voi, amiche e amici che non avete mai chiamato Lingue e Dialetti, a farlo. Ma non è che si vince qualche cosa, si vince, tra virgolette, una chiacchierata con me. Se poi voi volete parlare, queste sono le regole fondamentali che ormai sono quasi un quarto di secolo, che vi ripeto, se poi voi volete parlare nella vostra lingua del territorio, lingua locale, lingua regionale o minoritaria, se qualcuno la chiama dialetto va bene, nel vostro dialetto, anche se la parola sapete non mi piace, questa è l'unica trasmissione in tutto il contesto delle radio italiane in cui lo potete fare. Nessuno vi dirà ma non si capisce niente, nessuno vi dirà no, ma qui devi parlare italiano. No, qui questo spazio da sempre dà voce a chi non ha voce, dà voce alle lingue tagliate, dà voce a tutte quelle manifestazioni della parola, del verbo, del logos che non vengono prodotte, proferite in lingua di Stato, la lingua italiana, che è la lingua appunto che io stesso sto usando. E il motivo è molto semplice, perché se da sempre si spiegano le ragioni del bilinguismo, poi noi per primi qui in questa trasmissione non possiamo certo sottrarci. E allora è capitato tante volte che ci chiamassero persone
che parlavano non soltanto nelle lingue storicamente care di questa emittente, quindi del nord dello Stato italiano, ma qui hanno parlato da sempre persone in siciliano, in salentino, in napoletano. E ad esempio io ricordo con grandissimo piacere, chissà perché mi è rimasta veramente impressa, quella trasmissione del 2010, prima o poi la dovremmo andare a recuperare, perché aveva fatto epoca. Quella trasmissione in cui era stato ospite niente poco di meno che Eugenio Bennato, per cui aveva appena scritto il suo libro Brigante se more. Aveva scritto rivendicando la paternità di una canzone che è diventata ormai di dominio popolare e viene spesso confusa anche con una canzone tradizionale, mentre non è una canzone tradizionale, è una canzone che ha un nome, un cognome, un autore registrato alla SIAE, un testo che è stato scritto nel 1979 e tra l'altro si capisce anche che era un testo scritto in chiave storica e lontano anche dai fermenti territoriali che dal mio punto di vista fortunatamente hanno coinvolto anche i popoli del sud dello Stato italiano. Quindi è stato un momento importante anche proprio per ribadire il diritto di tutti i popoli, di tutte le persone alla loro identità, alla loro storia, alla loro cultura e alla loro lingua. E questo è sempre stato il tratto distintivo di Lingue e Dialetti e voi che mi seguite lo sapete molto bene. Quindi tutto questo per dire, se voi non avete mai chiamato, se avete voglia di telefonare per fare una chiacchierata e raccontare il perché magari ancora usate, se lo usate, o il perché se non lo usate, la lingua del territorio, il vostro linguaggio che vi sarebbe proprio per nascita o per luogo di residenza, ecco, una bella chiacchierata non fa mai male. Perché questo? Ma questo lo sapete, perché qui si lotta e si spiegano le ragioni a favore della salvaguardia linguistica. Quindi siamo in presenza nello Stato italiano di 32 lingue che l'UNESCO ritiene in pericolo e quindi siamo anche nel dovere, più ancora che nel diritto, di conoscere queste lingue e per salvarle soprattutto usarle e poi anche mettere in atto tutta quella serie di politiche attive che portano alla reintroduzione, dovrebbero riportare alla reintroduzione delle lingue in pericolo nell'uso comune della società civile. Voi sapete questo succede nei paesi più evoluti su questo fronte, è inutile ricordare che vi sono territori come la Catalogna, come il Galles, ma ce ne sono anche tanti altri, pensiamo alla Scozia gaelica o alla Scozia dove si parla lo scots, dove questa battaglia è in atto da tantissimi decenni, ecco, magari anche in qualche caso anche qualche secolo, diciamo un secolo. Pensiamo ai fermenti a favore delle lingue celtiche che sono ricominciate all'inizio del XIX secolo, o magari anche alla stessa lingua catalana nella seconda parte del secolo precedente, quindi dell'Ottocento. Quindi sono assolutamente dei fermenti che dovrebbero riprendere vigore anche dalle nostre parti, perché i fermenti ci sono, non è che non ci siano, non è che proprio ci sia calma piatta, anzi, se noi andiamo a vedere, cosa che faccio spesso perché dà il polso della situazione a me ma soprattutto a voi, di che cosa si stia muovendo intorno a questo tema, certo abbiamo la rete e quando è iniziato questa trasmissione la rete proprio non ce l'avevamo neanche qua, pensate un po', erano preistoria si può dire, no? Quindi oggi c'è la rete e con questo strumento che per molti sarebbe stata la morte delle lingue del territorio, invece questo strumento ci dà la possibilità non soltanto di mettere in atto delle forme di comunicazione che si sarebbero pensate assolutamente inimmaginabili, che non si sarebbero mai pensate prima, ma c'è anche la possibilità di confrontare tutta questa serie di eventi o di fermenti che si muovono intorno al cosiddetto, e questo lo dico perché poi purtroppo è la parola che io devo mettere nella chiave del motore di ricerca come chiave per avere più risultati, e la parola è dialetto. E va bene, e voi sapete benissimo il perché non mi piace,
però così è. E quindi ci dobbiamo un po' anche adattare, almeno fino a quando non passerà finalmente il concetto per cui la parola dialetto è glottofoba, per cui non parliamo di dialetti, è un termine che per definizione si porta dietro uno stigma sociale, una caratteristica di serie B, di lingua di serie B, eccetera. Dovremmo parlare di lingua regionale o minoritaria nelle sue varianti, perché chiaramente lingua lombarda ha il milanese, il bergamasco, il bosino, il cremasco, il lodigiano e financo, per chi li riconosce, le varianti di quartiere, almeno un tempo c'erano, oggi è già tanto che ci sia ancora qualche traccia della lingua lombarda, almeno nelle due isoglosse, oltre Adda e al di qua dell'Adda, sia che si veda l'Adda da una riva o dall'altra, sempre al di là e al di qua. E che cosa troviamo oggi facendo questa sorta di piccola rassegna online? Allora io ve li cito questi titoli così, volando. Le poesie in dialetto di Davide Ferrari nel piccolo chiostro di San Mauro, la provincia pavese, quindi qui abbiamo già avuto una connotazione territoriale. E poi c'è un qualche cosa di un po' curioso, perché cos'è il ruoto in dialetto napoletano lo spiega l'Accademia della Crusca. E adesso vabbè, me lo dico ancora, ma sapete già dove voglio andare a parare. Allora, l'Accademia della Crusca è quella sorta di istituzione che è tra l'altro benemerita, perché dovrebbe anche difendere un po' di più l'italiano dall'invasione dell'inglese, ma purtroppo sappiamo che ci sono dei grossi problemi. Però si occupa di lingua italiana, ma che ha a che fare col napoletano? È come se io andassi a chiedere all'Istituto Goethe di spiegarmi cos'è la Gaieté parisienne, e allora forse ci sarebbe qualcosa che non va, perché all'Istituto Goethe io chiedo che cos'è la Weltanschauung, non cos'è la Gaieté parisienne. Eppure qui evidentemente l'Accademia della Crusca interviene nella lingua napoletana. Era già intervenuta nella lingua lombarda dicendo che non c'era, però l'Accademia della Crusca pensasse all'italiano che alle lingue regionali o minoritarie ci pensiamo noi, no? Ecco, poi vediamo magari anche di leggerlo, perché mi incuriosisce questa sorta di ingerenza. Pronto? Sì, ciao Giovanni. Oh, grande Bergamasco che per sì. 2 trasmissioni di fila mi chiama. Che cosa bolle in pentola? Sì. Bolle in pentola una cosa che da tempo ci stavo pensando, perché da più anni che io la lingua madre la parlo nei momenti del dolore. Sì. E ne ho parlato con i miei amici, perché io da tempo, da quando ero ragazzo, era quello che, tra virgolette, radunava i coetanei per le feste della leva, eccetera, eccetera. Uh-huh. E noi abbiamo sempre parlato di questo. Ma tu guarda cosa abbiamo deciso. Sì. Che quando uno di noi muore, io davanti alla sua bara faccia il ricordo di lui, naturalmente chiedendo ai familiari, certo, con la nostra lingua bergamasca. Ma non solo, fuori dalla chiesa, perché il parroco, sai, ha ricciato un po' il naso l'ultima volta, allora fuori dalla chiesa, giù dal sagrato, per cui è luogo pubblico, raduno tutti i miei amici, tutti i parenti e tutta la gente che c'è lì per il saluto finale, tutti in bergamasca. Ti assicuro che è un qualche cosa, al di là di essere emozionante la roba, però parlando la nostra lingua ricordiamo tutto il passato attraverso quelle piccole cose che hanno fatto grande la nostra terra, hanno fatto grande la nostra gente, il passato e il presente. Gigi, era una cosa che io non avrei mai voluto dire, perché sembrava... No, ma hai fatto bene. Allora, Gigi, innanzitutto ragioniamoci un attimo, perché è chiaro che stiamo parlando di un momento di lutto, perché stai parlando del momento in cui una persona va in un altro mondo e lascia questo mondo, quindi sicuramente non è un momento di gioia, e quindi l'hai chiamato giustamente il momento del dolore. E il fatto che ci sia una scelta consapevole di utilizzare la lingua propria, la lingua madre, la lingua del territorio in un momento di dolore, innanzitutto vorremmo tanto che i momenti di dolore non ci fossero, ma sappiamo che siamo sulla terra, non siamo nel paradiso terrestre, quindi il momento di dolore ci tocca. Ed è significativo quello che tu mi dici, proprio perché abbiamo un piccolo problema che tu conosci molto bene, anche perché io lo ripeto ad infinitum, che molto spesso si confonde il cosiddetto dialetto con la risata grassa.
E quindi No. molto spesso uno dice gli chiccarignuma che parluma appena dialetto che fuma appena Sì, due ghignai. sì, No, sì. cioè sì, va bene ridere perché non è che bisogna essere sempre addolorati. Certo, no, certo. Però certo. lo Nel scambiare la lingua del territorio come la lingua della comicità è un crimine, e quello Sì, che tu sì, mi racconti contribuisce anche a sfatare questo mito. Sì, anche perché chiedo sempre diamoci la mano. Ecco, attorno alla bara i familiari sono tutti d'accordo poi per la preghiera finale che io recito ancora in bergamasco, perché con l'amico Giancarlo Giaasta sai che lui come l'ha no. visto. Per cui su quello lì, cioè lì i familiari. E dopo in un secondo momento attorno alla bara nella piazza, perché io parlo lì a quel punto lì da una persona della comunità che scompare, porta via i suoi valori che aveva, ma però ce li lascia in eredità. Certo. Ecco, Gigi, però non volevo mai dirlo per non, No, per non hai passare fatto per bene. uno che però Hai fatto siccome bene. hai nominato che si può fare tanto con la lingua, allora Sì. ho tirato fuori questo. Ecco, io però ti sfido, visto che hai parlato di un momento della vita in cui bene o male ci dovremmo trovare, dovremmo fare i conti, no? È un momento che si spera accada il più tardi possibile, quando le persone hanno più età possibile, più anni possibile, no? Ecco, però il nostro problema è che questa eredità che viene lasciata dal locutore, ne parlavo proprio all'inizio di questa stagione di Lingue e Dialetti, che abbiamo perso quanti locutori da quando abbiamo iniziato a trasmettere nel 97? Ecco. Immagino. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Allora, locutori di lingue del territorio, locutori di lingue madre. Ora, io vorrei chiedere a te, visto che non sei sicuramente nuovo di questa trasmissione, hai scritto 13, 14, 15 libri, poi il numero l'ho perso, mi dirai sempre tu qual è. Sei un promotore, perché con Giancarlo Gias, ma anche con i tuoi incontri, non so quante decine se non centinaia di incontri hai fatto, però c'è un problema. Questi cavolo di giovani, forse nella bassa bergamasca parlano ancora il bergamasca. Bergamo città, io ci vado tutti i giorni per lavoro e sento parlare un po' poco il bergamasco, soprattutto i ragazzi parlano con un fortissimo accento e va bene, ma la lingua lombarda di Bergamo non è molto nella bocca dei giovani. Gigi, che cavolo possiamo fare? Tu puoi fare, che puoi fare tu? Giovanni, non c'è mai l'interlocutore, è quello lì, cioè non c'è quello che annotano di Salciapan di Malbalì, Sì. hai capito? Prende in mano il boccino, perché se te comincia, io per esempio non riuscivo mai a collegarmi prima perché te l'ho detto, Sì. do una mano a mia figlia che è in negozio qui negozio. sotto casa, la gente che viene qui, a cui parlo sempre in bergamasco, sono felicissimi, perché mi dicono lì che maniera io ti fammi sé. Hai capito? Perché bisogna, cioè, caro, io non posso, tra virgolette, arrivare dappertutto, però dove ci sono io faccio così. Premesso Tanto è vero che- in ogni occasione... Ecco, no, ma premesso che tutte le persone che fanno la resistenza linguistica andrebbero clonate, per cui andrebbero, ecco, assolutamente, andrebbero clonate, ma veramente in senso fisico. Sì. Detto questo, è chiaro che anche il nostro amico, adesso lo ricordo, che ha chiamato dal Monferrato venerdì scorso, ha detto che faceva lo stesso, Sì, cioè sì. quando si ricorderai, Sentito, perché sì. ecco, andava fuori in posta dal medico, in farmacia, Sì, eccetera, sì, e smetta sì. a parlare piemontese, no? Perché Sì. Ma anch'io in farmacia. È così. Domani poi salire prima di inviare, stisce franche, stisce belle, mi raccomando, sciure, ma le mia che è l'importante. Ma le battute così sono quelle che poi spingono a tentare di far dire loro qualcosa che poi osano, non osano, sai, è quello lì la domanda che hai fatto tu, come mai i giovani? Ma i giovani bisogna, tra virgolette, stuzzicarli. Bisogna Poi, stuzzicarle, bisogna capisci? dargli delle motivazioni. Le motivazioni vengono Io date. sono andato anche all'oratorio col CRE quest'estate, Sì. hanno organizzato una cosa con i piedi. Ecco, non mi piace stare lì a criticare, però mi sono trovato davanti a un'organizzazione alla carlona, così per poter fare qualcosa, cioè non con una finalità, con un qualche cosa programmato, ed erano persone che io ho sempre ritenuto, tra virgolette, intelligenti. Però quando l'ho detto loro queste cose qui, mi hanno guardato e mi hanno detto: ma scusa, tu ti senti sminuito allora di non poter... Vedi dove arrivano. Ma io non mi sento sminuito, voi state sminuendo il valore di questi ragazzi, che sono 8, 9, 10, 11 anni, e voi li trattate invece come, ho detto una parolaccia,
capito? Vabbè. Gigi, io ti ringrazio. Giovanni, Ti ringrazio volevo leggerti una poesia, finale. Allora, stai lì fermo, no, fermati lì, aspetta un momento, perché tanto tu sei un collaboratore, stai fermo perché abbiamo un'altra telefonata, la passiamo e dopo ti ridò il microfono. Pronto? D'accordo, grazie. Ciao Giovanni, Ciao. ascolta, nessuno mi buona a parlare dialette perché non mai imparò, ma probabilmente adesso con la vecchiaia mi vengono in mente, come posso dire, il dialetto dei miei nonni. Che era? Ma a me, ascolta, no, io mi chiamo Marisa Somaini, ti seguo sempre. Siamo amici Facebook, ci incrociamo È vero, sempre. ascolta, parlo male in dialetto, ma lascio parlare. No, parla. Perché me, nella mia bottega, no, cerchi sempre di parlare in dialetto, anche talvolta con gli stranieri, loro ridono e dopo me il traduco, sì. Ma sono una tarlocca, sono mia buona, No. I me ne udite, se impara da me un quei cose, che più una gotta, perché alla scuola parla di sini, tutti runi con tanto da rispetto, no? Sì. Su mia mi è come se a trasmettere la nostra lingua. Sì. Capito? Allora, innanzitutto grazie Marisa perché ci siamo conosciuti via audio almeno, perché ci seguiamo via Facebook e quella è già una cosa. Vero? Infatti, grazie di avermi chiamato, la prima volta immagino, perché non mi ricordo se che avessi già chiamato in passato. No. Non lo so. Ecco, Va bene. Benvenuta, oh che bello, ogni sera almeno una voce nuova vorrei, guarda. Grazie. Perché io ti ascolto quando esco anch'io dalla bottega. Sì. Esco dalla bottega in macchina, a torni a casa e mi piace ascoltare certe trasmissioni a tutte. Allora, però la tua è bellissima e la settimana passata quando sentì quel show piemontese mi è piaciuto da morire. È grandissimo, è uno stimolatore di resistenza linguistica lui, è un grande. Sì. Marisa, scusami, E poi però il dialetto piemontese è bellissimo, certo. Non so se ti rende l'idea. No, ma sicuramente. È molto più bello del nostro comasco, il nostro comasco è brutto. Allora, brutto, tu sei, ascolta. innanzitutto, tu Marisa sei di Como città o sei dintorni? No, come città in Sciuri. Mi sono una donna della terra. Sì. A Studa qua a Olgiate Comasco. Olgiate. Che è a metà strada da Come da Varese, Sì. capì? Ma ci sono passato. Proprio con un dialetto un po' brutto, ma cerca da capirmi. No, le mie brutte, non ci sono dialetti brutti qua. No, però non è così cittadino. Noi per esempio a Disomulgiò, no? E quelli del paese vicino dicono Ulgià, hai capito? Noi brutto in quel senso lì. Ti ho sentita carità. con le A molto chiuse, tipo bresciano della bassa, o per non parlare di occitano, dove le A sono tutte O, no? Ecco, mi aveva colpito quando l'hai usato. Infatti stavo Hai giusto... capito? Però bisogna che mi eserciti, mi devo esercitare. Devi parlare, devi esercitarti, Marisa. Allora, tu devi esercitarti. La bottega immagino sia tua, ci lavori e quindi hai un rapporto con la gente. Lavoro, sono da sola, Sì. Ci godo un mondo perché parlo con il mondo. Che cosa vendi? Cosa vendi? Allora, la mia bottega, che poi era di famiglia, Sì. è nata nel 1932. Urca. È la bottega dell'Occhiale, è un bellissimo negozio, dico bellissimo perché lo amo, ed è a Olgiate Comasco in una piazza. E sono sempre da sola, la gente adesso in questo periodo da via da danè e allora i miei incitanti, però da me viene tanta gente perché il mio negozio una volta l'era chiamò la bottega degli amici, avevo due diciamo insegne, chiamiamole così, in una c'era come una specie di i pesci con gli occhiali, in quell'altra sembrava diciamo così l'ultima cena, c'era un desco con tutti i commensali perché entravano tutti, quelli che erano stanchi, quelli che volevano parlare, si davano appuntamento lì. Lì era la bottega della Marisa. Dai, bellissimo. Ma che curiosa, quando veni sul lago d'Orta, sì? a Tacerchi, stasera aspetta l'ansi perché la diventa lunga, che vieni un teruni in negozi e mi di Marisa, dove devo andare domani a fare un bel giro con mia moglie? E mi godì sul lago d'Orta. Ma dai, ci fai da ufficio del turismo. No, poi ascolta, io credo molto nell'energia. Sì, anch'io.
Ecco perché gli ho detto di andare sul lago d'Orta, che abbiamo il lago di Como, di Varese e il lago Maggiore, e basta. L'energia è arrivata. Ciao, vi abbraccio tutti. Un Ciao. abbraccio fortissimo, Marisa, grazie. Ciao. È bella, questa energia l'ha anche portata qui in questa trasmissione in diretta Marisa Somaini, e mi fa molto piacere, appunto perché prima di tutto l'ho conosciuta dopo aver avuto l'onore, il piacere di fare la conoscenza virtuale, ma soprattutto l'abbiamo conosciuta tutti e ci siamo anche resi conto della vitalità. Marisa, tu devi imparare a parlare il lombardo di Olgiate Comasco e per farlo devi continuare a parlarlo e devi ascoltare e parlare. Ti ridono dietro, pazienza. Anch'io quando imparo un'altra lingua all'inizio mica sono capace, e poi si impara, perché si imparano così le lingue, c'è poco da fare. Bisogna usarle. Caro Gigi, bisogna usarle, tu lo fai e lo fai fare, giusto? Sì, indubbiamente. A te il microfono per la tua spizzigata. Sì, si può, tra virgolette, io dico parlare col Padre Eterno della tua lingua, ti capisci meglio. E ho scritto questa poesia, questa spizzigata, dopo la tragedia del Mottarone, perché io poi la traduco anche in lingua franca, ma non è così bella. Non riesce a trasmettere i sentimenti. Certo. La leggo. Manera, signor. A Molon le borlat dit. Al basta une goutte. Puis berlus de quelor del decid de famur persone senza colpe de una giornata de sul. Manera, signor. Manera. De una giornata aspettata, desiderata, che al dia distansema la società era finalmente la libertà del premio per tutti i privazioni che al distansema senza misura di tempo. Manera, signor, manera. Solci. Con l'età del diavolo la insisto la età. L'uomo infamone, egoista laver, la cancellata in de cultura del rispetto per il prossimo, de mancanza d'amore. Manera, signor, manera, signor. Mi emoziono ancora pensando a quelle cose lì. Gigi, tu pensa che, guarda, Marisa prima ha parlato del lago d'Orta, no? Tu sai che il Mottarone separa il lago d'Orta dal lago Maggiore, e quando è successo io ero lì, puoi immaginarti. Tra l'altro l'ho saputo che ero in mezzo al lago, puoi immaginarti che pensieri mi sono venuti. Comunque, va bene, ti ringrazio, grazie della tua spizzigata, emozionantissima. Davvero. Sì, grazie a te, saluti a tutti gli amici, saluti al regista che è sempre educato nel corso. Grandissimo. Grazie. Eccolo qua. No. Allora, io a questo punto, a proposito di regista, visto che sono le 19:59, io do sempre l'ora per chi ci ascolta in diretta, quindi gli do la linea, pochi secondi, e noi poi torneremo sempre qui con Lingue e Dialetti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biper Banca Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Eccoci qua, di nuovo in diretta, questa è Lingue e Dialetti, RPL, Giovanni Polli al microfono per la seconda parte dell'appuntamento di oggi, che segna anche lo spartiacque tra la prima metà e la seconda metà del mese di ottobre. Non è che ci siano particolari motivi per cui l'ho detto, e invece sì, ce n'è uno, e poi ve lo dico. E comunque preparatevi, perché tanto avrete intuito sentendo la mia voce che se vi parlo di seconda metà del mese di ottobre, perché ci stiamo poi avviando a una festività che a me è molto cara.
Allora, a questo punto però abbiamo un'altra telefonata e forse ci siamo persi un colpo perché ci mancava la nostra Lia Moretti. Lia, Ma come fai a sapere che sono io? Scusa. Ho una palla di cristallo qua dietro, questo non è un monitor, quello che io che vedete qua per chi mi vede in diretta c'è una palla, una sfera di cristallo dove sei comparsa tu e ho detto ecco qui Grazie, vedete. ascolta, io ho osato entrare perché stasera era per le voci nuove, però ho sentito il grande poeta Gigi, quella signora simpaticissima, Marisa ha detto che si chiama. Marisa Somaini ha detto nome e cognome, Marisa. Ecco, allora ho detto entro in punta di piedi, dai, la settimana scorsa, perché appunto parlando di voci, come ha detto il nostro Gigi poeta, di questi momenti anche tristi, allora ho preso un mio pensiero e te lo leggo, che si intitola Voz. È anche musicato, così almeno, perché a volte non si sente bene quando mettono i miei CD le parole. Allora, Vus, parde tu cai, me un roche design dell'aria, si incluse in tanti vus, in vus de amis, de person car, che turnen in lament, par quasi che mi chiamen, e senti intorno a me, ti si ricorda, ogni tanto non vedo bene, senti visitati come una volta, vus che ne sfioren come una carezza, vus de gente che invula in del cielo turchin, vus che ride e piangen in del vent, balos de primavera se inturtien in un valser de Chopin. E sarieci e senti, e sarieci ascolti, e in del me cœur, vedi fates de chi vos ben, qui vos i senti, in miga fantasia, o vos, reste con me, ande minga chia. Ecco, scusa se ogni tanto mi sono inceppata. No, vabbè, ma ci mancherebbe perché altro. non vedevo delle parole bene qui vicino. Avevamo parlato di voci nuove, poi la tua voce è sempre magnifica. Io non so come. Grazie. Un giorno o l'altro devo sentirti cantare, ma non così, ma su un palco, quando si ritornerà a fare musica. Non credo proprio più. Comunque, ascolta Giovanni, sì. Fammi un favore. Dimmi. Tanto ci sentono in poco, saluta tutti gli amici, i poeti, non solo i poeti, tutti i nostri amici, le nostre amiche che mi fanno compagnia, che mi mandano i piccoli video con la buonasera, con le belle parolette. Saluta tanto anche la regia, un grande abbraccio a te e alla tua famiglia e alla mia radio che mi permette di poter ancora far uscire dal mio cuore tante cose che ho dentro e che non ho nessuno con cui parlare. Non sono molto precisa, vedo stasera nel dialogo, comunque vi abbraccio tutti. Ci sei, è come se ci sei. Grazie. Un abbraccione a te, Lia. Ciao e a prestissimo. Ciao. Ecco, io vorrei dirlo perché Lia Moretti, ma la conoscete tutti, ma chi non la conoscesse, perché magari è la prima volta che sente la sua voce, non so come, perché può capitare. Lia Moretti è una cantante favolosa, canzone tradizionale milanese, non di ringhiera, tradizionale, molto ben scritta, assolutamente non canzoni di osteria. Lei appunto usa un linguaggio che è un pochettino meno da osteria, però rispetta le canzoni, come anch'io rispetto le canzoni di osteria, sono qualcosa di favoloso, però ci sono generi diversi. Allora, Lia Moretti, io tutto questo disquisizione l'ho fatto perché uno pensa alla canzone milanese e non sa mai quale. Allora io ve l'ho detto, quella comunque tradizionale, scritta con tutti i crismi, musicata ancora meglio. Non ne abbiamo parlato in una delle ultime volte in cui ci siamo incontrati qui in diretta, Lia e io, di dischi, di cassette, di CD, ne ha fatti tantissimi, ha fatto tantissimi spettacoli, è persona di spettacolo, è persona di teatro, donna di teatro. E io mi dico, dal momento che la voce mi sembra che sia proprio quella di sempre, la carica è quella di sempre, io vorrei proprio che si pensasse a quando ci sarà la riapertura, quando ci sarà la possibilità di ci siamo perché
Non entro nella polemica Green Pass o non Green Pass, per carità, perché sennò ci scanniamo e non voglio farlo, però sta di fatto che è stato detto che i teatri riaprono al 100%. Perfetto. Allora io mi chiedo, c'è la possibilità, e naturalmente per quel che sta in me, e poi farò anche qualche cosa perché questa possibilità si avveri, chissà mai, i miracoli possono avvenire se ci crediamo, la possibilità di avere un concerto di Lia Moretti che canta le sue canzoni, non tanto per un pubblico, anche soprattutto va bene per un pubblico di persone che hanno la sua età o qualcosa del genere, ma anche e soprattutto anche per i rocchettari, perché i rocchettari non sono esenti dall'ascoltare la musica melodica, lo dico perché, perché lo sono, però per tutti, perché la canzone di Lia Moretti è una canzone in un milanese splendido, bella, d'amore, di emozione, tutto quello che volete, e secondo me Lia Moretti ha molte cose ancora da raccontare e da cantare. Mi verrebbe dire il gioco di parole da raccantare, però è brutto, per cui lo dico ben separato: raccontare e cantare. Io la butto lì, vedremo. Gli appelli lanciati così, chissà mai che le bottiglie vengano trovate, spiaggiate dopo un bel po' di navigazione e qualcuno legga il messaggio. Allora, io ritornerei anche, dopo aver ripetuto lo 02 66 20 35 29, ritornerei un po' a questa storia del napoletano e l'Accademia della Crusca, che spiega, va bene, allora qui non è che ci sia da fare molta né polemica né meraviglia, è semplicemente quello che vi ho detto, ovvero il termine ruoto, molto diffuso nelle regioni meridionali, ha riscontrato grande successo anche nelle cucine del resto d'Italia. Nato come termine locale, e capiamo il perché ne parla la Crusca, è ormai entrato a far parte della lingua italiana. Allora ha un senso e abbiamo dato la risposta ai miei dubbi, tanto da essere riportato nei vocabolari. L'Accademia della Crusca ne ha raccontato l'origine e l'etimologia. E vabbè, ve lo dico perché mi sembra una cosa carina, poi si parla, è l'ora di cena, o non so per chi ci ascolta in replica che ore possano essere, però parlare di cibo va sempre bene. Tipico di ogni pranzo o cena di famiglia a Napoli che si rispetti, il termine ruoto è ormai diffuso in tutta Italia. Si tratta di una teglia o tortiera, per lo più di forma rotonda ma anche rettangolare, e il cui termine si è originariamente diffuso in dialetto in italiano nella parte meridionale della penisola. Il ruoto viene citato con una connotazione regionale anche dalla scrittrice partenopea Matilde Serao nell'opera Ventre di Napoli del 1884. Riportato dallo Zingarelli, dal Gradit, grande dizionario italiano dell'uso, di Tullio De Mauro, torna sempre tra di noi, e nel 17° volume del GDLI, grande dizionario della lingua italiana, che ne sottolineano la diffusione tipicamente meridionale, questo termine, come riferisce Nicola De Blasi, professore di linguistica italiana all'Università Federico II di Napoli, sul sito dell'Accademia delle Crusca, ha origini antichissime. E vabbè, ve lo leggo ancora perché sennò vi chiederete quali sono le origini, non è che vi legga tutto l'articolo, però mi sembra carino dare un senso a quello che vi ho letto fino adesso. La testimonianza più antica che si ha del termine ruoto è legata a Napoli e risale al 1822. Si tratta di un verbale redatto in italiano, riportato da Antonio Mattozzi in una storia napoletana, Pizzerie e pizzaiuoli tra 7 e 800, edizione Slow Food, mi sembra appropriato, dell'avvenuto sequestro in una pizzeria partenopea proprio di questo oggetto. E questa testimonianza rende evidente che il termine ruoto era utilizzato a Napoli sia in dialetto che nell'italiano locale. Allora, quello che vi ho letto è tratto dal sito fanpage.it. Allora, non sembri che prima, quando ho parlato dell'Accademia della Crusca, togliendomi il solito sassolino dalla scarpa, io ce l'abbia con la Crusca, anzi tutt'altro. Io ricordo quando avevo ospitato
un docente, un ricercatore della Crusca, non ricordo l'argomento, però proprio qui a Lingue e Dialetti, ed era stato un bellissimo incontro, posso dire. E l'unico problema che io ho con la Crusca è che quando interferisce in processi di autodeterminazione linguistica, forse in quel caso sarebbe il caso che si occupasse dei suoi ruoli istituzionali e non venisse a spiegare ai rivitalizzatori linguistici delle lingue regionali o minoritarie che non devono fare i rivitalizzatori linguistici. Ecco, quello non mi è piaciuto, però mi sembra che il parlar chiaro sia sempre il presupposto anche per avere ottimi rapporti. Quindi siamo a fianco dell'Accademia della Crusca quando dovesse riuscire in qualche battaglia per cacciar fuori, ma sappiamo che è una battaglia molto difficile da vincere, cacciar fuori dal linguaggio corrente ormai quella marea montante di anglicismi che in certi settori poi sono diventati quasi una maggioranza rispetto alle parole della lingua italiana. Io penso al settore del marketing, a partire dal nome stesso, quindi il settore dell'informatica lo sappiamo, il marketing e la sociologia anche, scusatemi, e quindi sarebbe da fare veramente un'operazione non di nazionalismo linguistico, per carità, il termine nazionalismo applicato all'Italia è qualcosa che mi fa scappare, però quantomeno di difesa di una lingua che ha in Dante Alighieri il suo padre nobile e quindi assolutamente ha forse modo di dover essere difesa nell'uso quotidiano, perché nell'uso quotidiano quante volte accendendo la televisione, soprattutto nei momenti degli spot, non a caso, della pubblicità, troppo lungo pubblicità, meglio dire spot, no? Ecco, già questa è una... Ecco, io però, scusatemi, ma prima ho usato due parole, che non è per far polemica nell'oggetto, ma quando io dico Green Pass, ma chi l'ha inventato sto cavolo di Green Pass? Poi se vado a vedere i testi, le circolari, eccetera, si parla di documento verde c'è, adesso non mi ricordo la parola esatta a posto di pass, ma non è citato come Green Pass nella normativa, per cui chi glielo fa fare ai colleghi giornalisti, ai annunciatori di utilizzare questo termine Green Pass? Ma poi perché Green Pass? Io mi ero divertito quando la prima volta che ne sentivo parlare, avevo fatto una serie di giochi di parole, da Green Bass, il basso verde, l'avevo pubblicato, e altri, adesso non è inutile andarli a riprendere tutti, perché Green Pass lascia passare verde, se proprio vogliamo essere, documento verde, certificato verde, va bene, usiamolo, no? Green Pass, va bene. Ci siamo ritornati sul Green Pass, avete visto, insomma. Se dobbiamo chiamarlo, chiamiamolo magari con una parola o due parole nel lessico che dovremmo utilizzare, insomma. Va bene. Allora passiamo ad altro perché stavamo vedendo così questa carrellata della rassegna online sulla nostra parola magica dialetto. Un dizionario nato per non far morire il nostro dialetto. Santi dei, bastassero i dizionari per non far morire i dialetti, saremmo ormai tutti salvi, perché anche il dizionario famoso, anche il dialetto, scusatemi, la variante famosa di quartiere di cui ho detto prima, ha il suo dizionario, magari è rimasto sotto forma di manoscritto, sotto forma di inedito, sotto forma di raccolta su cartine varie in qualche diario e magari chiuso in qualche cassetto, ma esistono i dizionari. Ma se bastasse pubblicare un dizionario per salvare una parlata, non avremmo il problema di dover salvare le parlate o comunque gli idiomi a rischio. Sarebbero già autosalvati dalla pubblicazione di un dizionario, e invece no. Il dizionario, se vogliamo, è il primo passo di una lunghissima serie che vanno compiuti, indispensabile, perché è logico che se si deve salvare una lingua, la si deve insegnare e la si deve utilizzare bene, e se la si deve insegnare e utilizzare bene, occorre conoscerla, e per conoscerla occorrono i dizionari. Ok, l'ho detto anch'io. Va bene? A due RSD.
Va bene, e quindi il discorso del dizionario che serve per mantenere vivo il nostro dialetto fosse così. Vediamo se si riesce a leggere qualcosa di più della notizia, visto che mi ci sono soffermato. Il sito è piacenzaonline.info. Giusto per correttezza, non l'ho detto ma l'avrei dovuto dire, il sito da cui ho letto la notizia sul ruoto e sull'Accademia della Crusca che spiega l'etimologia era tratta dalla testata online fanpage.it. Mi sembra doveroso ricordarlo. Torniamo invece a piacenzaonline.info e vediamo se si potrà leggere. Sì, si può leggere, non è riservato agli abbonati. Un dizionario per mantenere vivo il nostro dialetto, presentato a Palazzo Galli, il vocabolario italiano piacentino di Piergiorgio Barbieri e Mauro Tassi. Bello anche che ci siano le istituzioni o comunque le situazioni ufficiali dove si presentano queste raccolte, che se non serviranno da sole a salvare un idioma, però costituiscono il primo gradino perché questa salvaguardia possa essere avviata. Creare un dizionario italiano piacentino il più completo possibile. È per raggiungere questo obiettivo che due appassionati cultori del nostro dialetto, Piergiorgio Barbieri da Carpaneto, coadiuvato da Mauro Tassi da Sariano di Gropparello, hanno pensato di realizzare, e ci sono riusciti, il vocabulari, io non lo so la turbata di piacentino e vi chiedo scusa, l'avrò sicuramente letta sbagliata, italiano piasintein, stampato in proprio, certo, qui ognuno ci deve mettere del suo, nel quale sono stati inseriti, pensate, 4.000 nuovi vocaboli che sono stati sommati a circa 28.000 già esistenti in altre pubblicazioni, così da raggiungere 32.000 parole, ma è stato rilevato che l'italiano che noi utilizziamo normalmente è di 300-400 vocaboli, non di più. Qui nel piacentino ne sono stati classificati e raccolti 32.000. La ricchezza, questa è la ricchezza. Comunque le 32.000 parole che vanno a riempire ben 500 pagine, e questo solo per il piacentino, quindi una parte molto particolare della lingua emiliana, di confine, eccetera, 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 ma soltanto la variante piacentina, un dizionario di 500 pagine, 32.000 parole. Ma voi ve lo immaginate una ricchezza di questo genere che adesso va bene, viene contenuta nella carta, ma stava nelle bocche delle persone? Il glotticidio, l'uccisione delle lingue è un crimine contro la cultura, contro l'umanità. Non per niente se ne parla a livello di UNESCO. Scusatemi, non stiamo parlando delle 4 parole dei soliti ubriaconi all'osteria, perché poi molti parlano di ma sì, ma quella roba lì che le vede di vecchio, no? Di cui che in imbriaco. No! Siamo ancora ai fondamentali per molte persone, purtroppo. Pronto? Pronto, sono Emilia, ciao. Parliamo di salvare e di scrivere e di mettere da parte, e Emilia compare, giustamente. Infatti io volevo dire che a Como, aspetta che chiudo la radio perché ero dall'altro locale, volevo dire che a Como c'è il dizionario, il vocabolario del dialetto, il cosiddetto dialetto. E immagino che... presente. Sai che ti ho detto che mi hanno regalato il libro dei 50 anni della famiglia Comasca, certo. Ecco, sto leggendo un po' per volta e ci sono infatti tutte queste notizie, chi l'ha fatto, tutto il lavoro che c'è stato diversi anni pur di farlo, e sono in giro perché solo, diciamo pure, non so quanti saranno i soci, ma 1 migliaio magari, però. Tutti quelli ce l'hanno, quindi ecco. Quindi la famiglia Comasca oggi ha circa 1 migliaio di soci, mi dici più o meno? No, io so, un po' di tempo fa ero circa sul 1 migliaio. Non scherziamo. Poi è calato qualcuno perché ne sono morti i più importanti, non perché sono morti. E qui torniamo al discorso che abbiamo già fatto prima. Facevano continuare, facevano continuare il dialetto. Assolutamente sì. Io avevo preparato, ma adesso è troppo tardi, avevi detto che chissà delle butteghe del macellasse che in quei dunque parlare anche il dialetto. Sì. Ieri fa la poesia che del Slegiming, ma era quella proprio del macellasse. Guarda, abbiamo 4 minuti, se ci stai sono tutti tuoi. E se no ti dico un'altra, se no ti volevo dire un'altra cosa, che ho tutti i nomi, un libro che è fantastico, ti dico questo, guarda, la poesia la diciamo un'altra volta. Va bene. Perché noi quando andavamo dentro cominciava in sci per dire
Sciura ezza le chilo, mi tira bene, mi tira via bene. Adesso già vedi poco. Come la Lia, saluto la Lia sul Bergamasco che è sempre un campione. Ho trovato un libro che è una meraviglia e penso che so già in che mani andrà a finire. Sono i mestieri perduti. Sì. Tutti i mestieri che non ci sono più in Lombardia, non è solo Comasco, in Lombardia. E allora ci sono tutti i nomi. Io volevo farlo in maniera di fare intervenire qualcuno, cioè dicendo il nome. Se magari può telefonare, se io ti dico metti aspetta che ricciapa la nota, ma vuole troppo è lunga la faccenda, ce ne sono una cinquantina, pensa un po', di mestieri persi. Ma lo faremo sicuramente, perché questa è una bella idea. Ecco, sai cosa faccio, perché sennò finisce la trasmissione? È un lampade, quindi magari tante volte non sappiamo quasi neanche noi. E io non voglio specificare cos'è, io dico soltanto 5-6 di questi nomi. Se c'è qualcuno che li conosce anche al di fuori di Como, eccetera, certo, così ne approfitti, poi tu lo fai parlare nel loro dialetto. Lo faremo, allora, assolutamente, ottima idea. Allora io dico soltanto un lampadè, l'anciuat, un giazzè, un pelabroc, un pigutera, un spazzarotai. Ecco, se di questi nomi c'è qualcuno che vuole parlarne, così almeno li fai parlare. Qualcosa ho inteso, però non possiamo farlo adesso, lo faremo sicuramente. No, infatti, se no ce n'avevo da dire. Hai fatto benissimo, hai tirato fuori dal tuo armoire questa iniziativa. Ma, guarda, è molto bello, ci sono anche tutte le fotografie dei vari mestieri, eccetera, no? Bellissimo. E poi la spiegazione da dove viene questa parola, chi l'ha trovata, chi l'ha scritta, chi l'ha tradotta, così. Comunque il dizionario e il vocabolario a Como ci sono. Perfetto, ottima informazione. Ti dirò che mi è già stato regalato il calendario del 22, l'almanacco. In Comasco. Che è tutto in dialetto, ne avevo già parlato. Sì. Ci sono tutti i santi e i cosi, e ci sono dei proverbi, ci sono tante cose. È in vendita, penso forse lo butteranno fuori a Natale, però. Penso anch'io, lo regalano i soci. È regalo di Natale, poi, esatto. Ecco. Comunque invece di comprare un tacuino o l'almanacco, come si dice qua. Emilia, ti ringrazio. Tutti. Grazie, un abbraccione, noi ci sentiremo. E grazie della trasmissione, è stata molto bella. Ciao. Ciao. Poi dopo con il tuo ultimo intervento è stata ancora più bella, assolutamente, dobbiamo assolutamente ricordarlo. No? Sì, siamo quasi in chiusura, mi manca che cosa? Va bene, di dirlo, la festività che conclude il mese di ottobre, parliamo del Capodanno celtico. Capodanno celtico che per la cristianità coincide con Ognissanti e la festa dei defunti, nelle radici ancestrali europee rimane Samognos e non cedete però alla tentazione di chiamarlo Halloween, qui siamo di nuovo da capo, ogni anno io vi dico scappate a gambe levate, Halloween non esiste proprio, c'è Samognos perché dobbiamo reimportare dall'America quello che gli abbiamo portato noi e dopo ce lo dobbiamo riprendere completamente rovinato da qualsiasi e distolto da qualsiasi significato originario. Ritorniamo alle nostre origini vere. Ricordiamo che il 31 ottobre è una delle 4 festività importanti del calendario celtico, anzi forse la più importante perché segna il passaggio dell'anno, è il momento in cui il mondo dei vivi e il mondo di chi ha cambiato mondo tornano a essere in contatto, ma ne parleremo naturalmente, non finisce certo qua, è soltanto per dire che stiamo ormai a 2 settimane dal Capodanno celtico, per cui ne riparleremo sicuramente, abbiamo 2 trasmissioni ancora per ritornare su questo argomento che a me, lo sapete, è molto caro. Detto questo, grazie a Federico, finalmente mi sono fatto ridire il nome perché la mia età comincia ad avere qualche problema. Io purtroppo ci si vede poco io e lui perché ci incrociamo una volta al mese, quindi è così, capita. Quindi grazie Federico alla parte tecnica. Grazie a te. Naturalmente grazie ovviamente anche alle amiche e agli amici che hanno ascoltato, quelle persone che hanno telefonato. Lingue e Dialetti è per le repliche di questa stessa puntata e delle puntate precedenti e per la nuova diretta il prossimo venerdì. Arvezze e Allegar dal Giovanpolli.